Lei ha visto la copertina, anche il tram de Opcina, Xenà disgrazia, così era la canzone. Città metropolitana di Trieste. A Trieste i parlamentari della Belle Époque festeggiano con gli hashtag città metropolitana, abbiamo letto, Trieste metropolitana. Ma non è che hanno confuso magari la metropolitana leggera di superficie con un'idea già vecchia di sé? Ma, secondo me hanno tenuto a ribadire un principio di superiorità della città giuliana nei confronti del resto della regione, perché è chiaro che è un titolo simbolico che però è inserito nello statuto regionale in questa maniera vuol dire che Trieste si conferma differente da tutto il resto e la regione un domani ha gli strumenti per poter rimarcare questa differenza, perché avendo potestà primaria nell'organizzazione degli enti locali, seppur nella definizione nazionale le città metropolitane sono altre, per capire, l'ambito di Venezia o Milano, Napoli. Mi permetta, non c'è il rischio che con la scusa che Trieste magari va sotto i 200.000 abitanti e via dicendo, si allarghi, come si dice, la macchia d'olio acquisendo tutto il Monfalconese e forse parte della Bisaccaria? L'obiettivo non tanto velato è questo, tant'è che, che le acquisizioni di Trieste per quanto riguarda Camera di Commercio, Confindustria, eccetera, nei confronti del Monfalconese e del Goriziano sono in corso da parecchio tempo. Non a caso anche il collegio elettorale dell'Italicum è stato allargato direttamente alla Bassa Friulana, quindi i dati sono più che mai, confutano più che mai questa sua evidenza, ecco, quindi il pericolo c'è, concreto. Il problema è che Trieste in questa maniera avrà riconosciuta una specialità sua all'interno della regione autonoma fino a quando esisterà, perché con le riforme costituzionali che sono in predicato di essere votate a ottobre può accadere che Trieste si garantisca una sua autonomia all'interno del Friuli che potrà venire tranquillamente disciolto all'interno di una macro regione. Questo è secondo me il disegno non tanto velato di questa città metropolitana. Il disegno c'è, secondo lei chi metterà la firma? Nel senso chi sarà il Michelangelo della situazione che con un colpo, oppure il Giotto della situazione farà la famosa O? Ma qui qualcuno... Possiamo parlare di Rosato a cui è stato disegnato il collegio elettorale su misura, è quello che crede di potersi garantire l'elezione con queste manovre. Chiaro è che tutto questo sta provocando una reazione da parte friulana, non tant'è che negli ultimi mesi c'è un risveglio di parecchi movimenti autonomisti, non solo il nostro, quindi spero che ci sia la maturità di coalizzarsi non su sciocchezze ma su cose concrete come queste e fare una battaglia comune per poter prendere in mano la regione e creare un'area che sia governata in maniera autonoma per quanto riguarda il Friuli. Non abbiamo assolutamente invidia di Trieste, Trieste può gestirsi tranquillamente. Perché parliamoci chiaro, sono due realtà diverse, che ce la vengano a raccontare. Totalmente. Ma ce la vengano a raccontare socialmente, quanto vogliono, economicamente, due cose completamente storicamente. Anche se qualcuno mi racconta che a Trieste una volta si parlava il friulano, il tergestino. Quando c'era Isaia Ascoli io non ero presente, quindi anche le cose che ha scritto Ascoli assieme a qualche altro linguista di area, poi anche se è dimostrato fascista, sono cose che non sono proprio ben confutate, ma Trieste ha una realtà economica, storica e sociale che è differente, che siano tranquillamente loro a gestirsela in autonomia, ma non per questo questa autonomia deve essere guadagnata a scapito o a deperimento del Friuli. Senta, per concludere, secondo il mio reuma preferito, dopo quello che andrà in porto, viene da dire alza la gamba a Maritza e mostramela a Propusnica. Andrà forse a finire così, Se i friulani non si svegliano, ripeto, alza la gamba a Maritza e mostramela a Propusnica. Qui bisogna dare da parte dei friulani dimostrazione di serietà e concretezza. Inutile continuare a gridare al lupo e poi non concludere. Qui bisogna mettere in piedi qualcosa di serio. Come diceva un mio vecchio insegnante delle superiori, sperin, diceva sperin.